Ancora uno sbarco fantasma, le coste agrigentine continuano ad essere meta preferita per provare a restare invisibili. Ultimo in ordine di tempo, quella avvenuta a Punta Bianca. Del passaggio ci sono le tracce, indumenti, sacchetti e persino bottiglie di plastica con scritte in arabo sui sentieri di Contrada a Drasi. Il fatto è stato segnalato dall'associazione ambientalista Mare Amico Agrigento, che ha documentato con foto e video anche i due approdi avvenuti subito dopo Ferragosto a Torre Salsa, il primo con quasi 100 migranti ed un altro più piccolo composto da 12 magrebini che non appena hanno toccato terra si sono dileguati nelle campagne siculianesi. E intanto, oltre ai dispositivi di sicurezza scattati dopo l'attentato dei giorni scorsi a Barcellona con la minaccia dell'ISIS che si sposta ora sull'Italia, nell'Agrigentino sale la tensione legata alla nascita di nuovi centri di accoglienza. A Porto Empedocle i commercianti restano sul piede di guerra, pronti a scendere in piazza dopo l'arrivo in un immobile in pieno centro di un gruppo di 43 minori non accompagnati. Programmata una riunione per organizzare la protesta rispetto ad un problema che sta scaldando anche il dibattito politico locale. L'attuale coordinatore del comitato dei commercianti di Via Roma, Alfonso Lazzara, dopo che ignoti hanno imbrattato la porta del suo negozio con escrementi, ha annunciato di voler lasciare l'incarico. Dovrà essere nominato il sostituto. Ed a Vigata, alla città dei templi, dove si fa sempre più intensa la mobilitazione promossa dal comitato cittadino di Agrigento in ordine alla paventata apertura di un centro di accoglienza in via Giovanni XXIII. Alla luce della recente e repentina apertura del centro di Porto Empedocle, avvenuta a quanto pare all'insaputa di tutti, i residenti chiedono che il sindaco Firetto, il prefetto Diomede e l'assessore al ramo di Palazzo dei Giganti, Gerlando Riolo, diano notizie ufficiali su eventuali richieste di nulla osta pervenute da uffici regionali relativamente all'apertura di nuove strutture. Proprio nella giornata di oggi gli abitanti dei palazzi limitrofi alla struttura, si evidenzia nella nota, hanno accertato la presenza di un'impresa di pulizia al suo interno. Non tollereremo di essere presi in giro dalla nostra amministrazione, tuona il comitato cittadino di via Giovanni XXIII.